Telespettatori, buonasera, iniziamo la trasmissione di oggi, uno storie di famiglia, consentitemi un po' speciale, con una domanda. Cos'è la famiglia? La famiglia è un uomo e una donna, un marito e una moglie che si incontrano, si amano e da quell'amore nasce una nuova creatura, nasce quella parte di loro stessi che donano al mondo. I figli. Ebbene, la storia che vi proponiamo questa sera è quella di un uomo che ha sbagliato. Ha sbagliato molto nella sua vita, ha fatto tanti errori e più volte in gioventù ha pensato a come stesse sprecando, come stesse buttando via i propri anni. Ad un certo punto però, quando tutto gli sembrò perduto, conobbe un amore tanto forte da spingerlo a cambiare vita. L'amore per i suoi figli. Quest'uomo è Franco. Franco negli anni 70 è uno stimato professionista del Veneto di provincia, specializzato negli assalti alle banche. La prima volta che entra in carcere è minorenne e nell'Università della Galera affina il suo talento fino a farlo diventare lo stile di vita. Un giorno rientra a casa, trova la polizia ad aspettarlo. Con un'acrobazia delle sue riesce a scappare. Vive per mesi come latitante in Italia, tra chiese, cinema e rifugi di passaggio, fino a quando non decide di scappare in Colombia, il paradiso dei latitanti. E ci giunge come un avventuriero che tenta la sorte, una valigia, un pugno di dollari, il fiatone sul collo e ovviamente un passaporto falso. Sapeva solo fare il bandito, ma in Colombia non si poteva, lì i narcos ti ammazzano. E così sceglie la strada più dura, si mette a lavorare prima come lavapiatti, poi come cameriere, conosce Gloria e con lei l'amore. Nascono i 3 figli, una nuova vita per Franco, una nuova meravigliosa vita, fino a quando il primogenito non gli chiede: papà, perché non ho il tuo cognome? Incalza la figlia più piccola qualche mese dopo: papà, perché la maestra mi fa strane domande? Il padre latitante è messo al muro e si accorge d'essere dentro al carcere più umiliante, quello di non poter dare la paternità ai propri figli. Dopo 17 anni di vita nuova, fuori dalla delinquenza, senza neanche rubare una caramella, Franco racconta tutto ai figli, saluta la moglie e decide di tornare in Italia. Si paga un biglietto d'aereo e si consegna volontariamente all'incredula polizia di frontiera. Deve pagare il suo debito con la giustizia, 13 anni di carcere, 13 lunghi anni. Ora è in galera, dietro alle sbarre, ma solo ora, ci ha detto Franco, sono un uomo libero, libero di amare e riconoscere i miei figli. Questa è in sintesi la storia di Franco, trevigiano di 56 anni. Sembra impossibile, ma è una storia vera. Una storia di vita che è stata raccontata dallo stesso Franco a Don Marco Pozza, il parroco del carcere Due Palazzi di Padova, dove attualmente Franco vive e sta scontando il suo debito con la giustizia. Bene, Don Marco Pozza è qui con noi questa sera. Buonasera Don Marco. Buonasera a lei e a tutti i telespettatori. Grazie a questo sacerdote che è qui con noi siamo riusciti ad incontrare Franco. Naturalmente non è stato facile. Siamo entrati nel carcere di massima sicurezza di Padova con Paolo Trentin, il nostro tecnico di ripresa, e grazie al permesso che ci è stato concesso dal direttore del carcere, il dottor Salvatore Pirruccio, abbiamo raccolto la testimonianza di Franco. Una testimonianza, la sentirete, di profonda fede in Dio, nella vita e nella famiglia. Una fede che lo sta sostenendo soprattutto ora che è distante dalle persone che più ama. Una storia che attraverso la telecamera del nostro Paolo, Franco, dalla chiesetta del carcere Due Palazzi di Padova, vuole portare nelle vostre case. E allora ascoltiamolo. Siamo qui dentro il carcere Due Palazzi di Padova e con noi c'è Franco. Franco è un nome inventato per garantire l'anonimato e la privacy, soprattutto alla famiglia di Franco, ai 3 figli che in questo momento non sono qui, sono dall'altra parte dell'oceano. Franco, lei quanti anni ha? Io ho 56 anni, sono nato nella provincia di Treviso. Ho cominciato da bambino, ma ero un bambino normale, come tutti i bambini, diciamo. E poi una volta guardando sulla televisione, qua mi piacevano i film western e da lì comincia la mia storia. Perché?
guardando i film western, guardavo sempre i banditi con le pistole, con i cavalli, qua e là, e ho visto una scena di una rapina. Bene, questa immaginazione mi ha portato nell'adolescenza per vari anni una fissazione mentale. Ho detto, ma guarda questi banditi qua, rapinano le banche, sono vestiti bene, mangiano al ristorante, hanno belle donne. Ho detto, ma può essere che io se non vado a lavorare e faccio il bandito la vita mi va migliore. Così per scherzo e per gioco, fino a 17 anni faccio quasi una vita normale come tutti i ragazzi del paese. Ma poi questo pallino mi è entrato talmente nella testa, una fissazione mentale, forse ero un po' matto da bambino. Lei aveva un lavoro? Io avevo un lavoro, lavoravo come falegname in una fabbrica, mi volevano molto bene, però ritorna in mente sempre questa fissazione, questa rapina. Bene, frequento qualche piccolo balordo come me della mia gioventù, parlo con uno, parlo con l'altro, ma dai che facciamo una rapina in banca, ci prendiamo un po' di soldi qua e là. Bene, facciamo questa rapina, in parte ci va bene, nella fuga ci prendono ed ero ancora minorenne. Mi arrestano, mi portano in carcere, diciamo a Treviso, faccio una settimana ai minorenni, ancora lì per lì ho visto, insomma, non è questo il carcere magari come dicono per la televisione. Poi dopo una settimana mi passano nel braccio penale, era nel 1975. Entro nel braccio del penale di Treviso e vedo questo braccio scuro, queste porte scure, vedo queste facce che si vedono come i film che dicono la gente, quelli sono delinquenti veri, sono i veri detenuti. Bene, lì ho cominciato, passa un giorno, passa due, passa tre, passa quattro, ho cominciato, qui sono veramente in carcere. Allora dovevo adattarmi alle regole del carcere, prima cosa l'omertà, non fare la spia e fare il detenuto, regole che si imparano in carcere. Bene, questo percorso, io sono stato condannato a 3 anni di carcere. Questi 3 anni, dal mio carattere che era un po' timido, un po' insicuro, anche se avevo l'istinto da rapinatore, mi ha trasformato il mio carattere. Il mio carattere è diventato come una roccia impenetrabile, dove che c'era solamente, vivevo in un carcere, vivevo con le persone dove si perdono l'amore, i sentimenti, tutto quello che si può avere fuori nella vita normale. Perché? Perché il carcere nel 1975 non c'erano i benefici della legge Gosini, non c'erano niente, e quindi più carattere duro avevi, più ti facevi rispettare, perché regnava regolarmente anche le violenze nei carceri. Bene, lì per lì ho cominciato a sentire una storia di un detenuto, dell'altro, alla fine ho detto, qui siamo in galera, siamo tutti delinquenti, è inutile a piangere. Ho fatto 3 anni di carcere e quindi sentendo tutte le storie sono andato fuori liberamente delinquente professionale, sapevo tutto della vita, tutto dei banditi. Quindi il carcere non l'aveva aiutata a cambiare vita? Il carcere mi ha rovinato totalmente, diciamo, anche se non do colpa al carcere, perché prima do colpa a me stesso, poi è il carcere che mi ha completato il mio istinto o il mio talento, diciamo, sbagliato di rapinatore. Ecco, questa è la prima parte dell'intervista che ci ha rilasciato il nostro Franco dal carcere 2 Palazzi di Padova, un uomo che è qui, che è tornato in Italia in maniera volontaria per scontare la sua pena, per dare la possibilità ai propri figli in Colombia di essere riconosciuti da lui come padre. Il racconto di Franco, come abbiamo detto all'inizio, è stato raccolto da Don Marco Pozza, il parroco del carcere 2 Palazzi, che è qui con noi questa sera. Abbiamo sentito Franco, ci ha raccontato di questa sua voglia immensa di famiglia, di paternità, al di sopra di qualsiasi cosa, al di sopra anche della sua libertà. Lei quando l'ha conosciuto, Don Marco? Ma io ho conosciuto Franco una ventina di mesi fa, quando è entrato nel nostro istituto, io la chiamo nella nostra parrocchia, e da subito mi ha colpito la sua storia, che è ai bordi, ai confini dell'inimmaginabile. Se voi non l'aveste raccolta e l'avessimo raccontata, probabilmente uno direbbe che ce la siamo inventata. E di questa storia mi colpisce l'onesta intelligenza che usa Franco nel raccontarla. Quando dice il carcere mi ha rovinato, però non do la colpa al carcere.
E in questo senso forse ha tratteggiato l'immagine più bella di che cosa significa vivere in carcere, scontare un periodo della propria vita in carcere, perché il carcere può fare due cose: o fa seriamente male, da farti uscire un bandito professionista, o può farti tremendamente bene. Franco è la sintesi di entrambe le cose. La prima metà della sua vita il carcere gli ha fatto male, gli ha creato dei sogni che poi si sono rivelati dei tranelli. La seconda parte del carcere è la parte più spettacolare di Franco, perché quella che sta vivendo in questo momento. Quella che sta vivendo in questo momento, perché a lui il carcere sta facendo seriamente del bene per un semplice motivo, e questo è l'incredibile della storia, che ha scelto lui di entrare in carcere per dimostrare che cosa? La cosa più affascinante che io stia raccogliendo in questi anni di vita in carcere è questa, che laddove non arriva la legge, che è sempre puntuale in certi casi, ci arriva solamente l'amore. E penso che la sua storia, la sua condanna oggi è quella di essere stato messo al muro, come avete tratteggiato benissimo voi, non dalla polizia di frontiera, ma essere stato messo al muro dai suoi figli, che è come se gli avessero detto: papà, sei responsabile di quello che hai fatto e per amore adesso devi prendere in mano la tua storia e farla diventare la nostra storia. Quindi penso che questa sia proprio anche non solo una storia di speranza, ma anche una storia molto educativa, perché ci dimostra che l'uomo sbaglia, l'uomo sbaglierà, l'uomo ha sbagliato, però l'uomo può sempre ripartire. E in questo senso anche il tempo del Natale che stiamo vivendo è la prova più logica che laddove l'uomo è perduto, Dio riesce sempre a dare un colpo di coda e a raddrizzare la storia. Noi ci fermiamo per una brevissima pausa di pubblicità, Don Marco, subito dopo ricominceremo con il proseguo del racconto di Franco. A tra poco. Faccio un periodo della mia vita dentro e fuori dai carceri, qualche volta mi va bene, prendo soldi, mangio ai ristoranti, frequento belle donne, frequento il lusso, mi piace vestire bene e quindi per un po' di tempo mi va bene, diciamo. La famiglia, il papà e la mamma? Il papà e la mamma, sono stato orfano da piccolo e quindi ho perso l'affetto e l'amore dei genitori, però non do colpa a loro, perché io non sto qui a piangere come sempre vogliono dire che è successo per questo, per l'altro, no. E qui è mia colpa, mia colpa. Fino a 38 anni ho avuto questa carriera di bandito rapinatore. Quindi uscito dopo i 3 anni? Sì, dopo 3 anni, dopo sono susseguirsi, sono stato un po' libero, un po' mi hanno arrestato, ho conosciuto il fior dei crimini, della delinquenza per i carceri e quindi... Ma non ha mai pensato di cambiare vita, di ritornare a fare il falegname? Non l'ho mai pensato perché avevo sempre avuto questo pallino di fare il rapinatore, di avere tanti soldi, era un'ossessione per me. Arrivo ai 38 anni della mia libertà, un giorno stavo in vacanza a Jesolo, ritorno tranquillamente e torno a casa tranquillamente e mi trovo mezza questura ad aspettarmi. Lì per lì ho pensato qualcosa non va. Bene, mi fanno una perquisizione, non trovano niente, ho detto adesso andiamo in questura, ci dico loro, fa sì vedrai che vieni in questura di sicuro, e lì per lì ho capito qualcosa non andava. Vado in questura e un pentito mi aveva accusato di varie rapine, detenzione di armi. Bene, mi portano nel carcere di Treviso, faccio impugnazione al Tribunale della Libertà e il giudice aveva deciso che dovevo essere scarcerato. Ma come si sa, i pentiti, quando non cominciano a parlare, parlano in continuazione. Bene, sono uscito, dovevo andare a firmare dai carabinieri, mi sono presentato e poi dopo sono sparito dalla circolazione. Vado al latitante, lì comincia, un po' di soldi li avevo. Fare il latitante non è una cosa semplice, perché non si fa una vita normale, non si mangia a casa con la moglie, con i figli, col fratello, la sorella o con chi vuoi. Non vai al bar a bere un caffè o bere un bicchiere di vino. Devi sempre stare attento di non farti fermare dalla questura, dai carabinieri, un controllo, ti chiedono i documenti. E poi non è vero che i latitanti fanno una vita dorata, tutti come i grandi boss. E quindi mi nascondo un po' di qua, un po' di là. Devo dire che la mia latitanza, non mi fidavo più di nessuno perché
qui Franco sei solo te, allora qui la cosa non funziona. Nel frattempo non aveva cercato di farsi una famiglia, una compagna? No, non avevo cercato di farmi una famiglia e una compagna, perché le detenzioni, sempre a lungo termine, 4, 3, 4, 4, avevo già fatto una decina di anni di carcere, e totalmente mi avevano cambiato la testa, che non riuscivo neanche a fare un discorso regolare con la gente, perché sei psicologicamente quasi escluso dalla regola normale di parlare con la gente. E se vuoi perdere tempo con quel ragazzo lì che è dentro e fuori dal carcere, così possono dire la gente. Quindi veniva come escluso dalla gente? Sì, venivo escluso, però diciamo che non avevo neanche cercato tanto di aiutare me stesso. Bene, insomma, sto latitante, dovevo nascondermi, dovevo dormire, dovevo lavarmi, bene, qualche soldo ce l'avevo, però qualche volta ho dormito nei campi di mais, qualche volta ho dormito nel pollaio, giro la larga del Veneto, mi sposto verso Milano, però sai, viene la sera, viene la notte, allora dove vado a dormire? Dove vado a dormire? Un'idea molto semplice, vado dalle prostitute. Milano è pieno, vado da una ragazza e le dico: ascolta, guarda, io stai tranquilla, non ti tocco, basta che mi fai solo dormire, domani mattina alle 7 me ne vado, bene. Considerando che dormire una notte sono dai 300, 400 e 500 mila lire, quindi la latitanza è costosa e quindi mi vengono anche a mancare, cioè più tempo si fa, più i soldi diminuiscono. Un po' di tempo mi nascondono durante il giorno nei cinema, nelle chiese, cerco di non farmi vedere in giro. Bene, comunque mi viene in mente di espatriare, qua sto in Italia, prima o dopo non c'è furbo che lo arrestano, con le prospettive di fare una lunga detenzione. Bene, un po'... Lei aveva questo denaro a disposizione? Sì, avevo un po' di denaro a parte, hai capito? E comunque l'ho speso tutta nella latitanza. Non aveva trovato aiuto da nessun'altra parte se non dalle prostitute, quindi non avevo trovato, la delinquenza ha trovato aiuto dalla malavita. Sì, non ho cercato aiuto dalla malavita perché non mi fidavo più della malavita. E quindi ho capito una cosa, che la malavita è proprio malavita perché si vive male. Ecco, abbiamo sentito il proseguo del racconto di Franco, quest'uomo che dagli anni '80 scorazzava per la provincia di Treviso e non solo, per il Veneto, a rapinare banche. Un uomo che poi ha cambiato vita. Ascolteremo fra poco il resto del racconto della sua storia. Don Marco, in questa seconda parte lui ci ha raccontato com'era la sua vita da rapinatore prima di prendere, espatriare e andare a fare il latitante in Colombia. La cosa che più mi ha colpita è stata quando ha detto: dopo i 3 anni di carcere non riuscivo più a parlare con la gente normale. Lei che ha contatto tutti i giorni con persone che hanno avuto problemi con la giustizia e quindi dentro e fuori dal carcere, lo riscontra anche lei? Penso che sia il momento più tragico, il momento nel quale una persona, dopo aver terminato di scontare la sua pena, rimette piedi all'interno della società. Momento difficile perché durante il periodo della detenzione sembra una cosa incredibile, ma i 5 sensi che fanno parte dell'uomo e che danno all'uomo la possibilità di vivere dalla vita in carcere vengono completamente modificati. E questo ha una conseguenza molto, molto semplice, che una volta che viene messo fuori, l'immagine molto familiare è questa, è quella di mettere un pulcino in mezzo ad una strada. Sembra incredibile, ma anche gente che ci ha avuto un passato frastagliato, gente che non aveva paura di usare le armi, di fare il contrabbando, sembra stranissimo, eppure quando tu li metti fuori ti dimostrano che l'uomo per natura è una persona molto timida. E per noi diventa anche un po' però il banco di prova, nel senso che io dico sempre che dentro un concessionario le macchine sono tutte belle, poi devi prendere la macchina, metterla in strada e vedere se funziona. E per noi il momento in cui una persona esce nella società attraverso i primi permessi, attraverso le varie forme che la legge concede, diventano per noi anche il banco di prova di vedere se questa persona è capace di camminare.
Di conseguenza la vita di un carcerato, di una persona detenuta è metà all'interno del carcere, ma poi la scommessa per vedere se l'abbiamo vinta o se l'abbiamo persa è quando una persona ci rimette il piede. È tenero. Fa anche un po' di tenerezza che un bandito professionista come Franco, come tantissimi altri all'interno della mia parrocchia, parlino di timidezza, parlino quasi di un rossore sul volto, di imbarazzo. Però questo ci racconta che l'uomo, se tu ci tiri via le maschere del sequestratore, del bandito, del narcos, dell'uomo dell'associazione a delinquere, l'uomo è uguale da tutte le parti. L'uomo da solo ha paura. E quando rientra all'interno della società, la prima paura che Franco e tanti altri detenuti hanno è quello che la gente si sia fermata all'immagine di loro che avevano quando sono entrati in carcere, ma quell'immagine probabilmente dopo 15 anni si è trasformata, quell'immagine non c'è più. Franco ha fatto pace con il suo passato ed è la cosa più difficile. Oggi occorre forse dare fiducia che quel lupo cattivo non fa più paura in realtà. È una sfida per la società, è una sfida per la nostra istituzione, è una sfida anche per la Chiesa, però d'altra parte del Vangelo non devono provare paura i peccatori, è dalla loro parte. Il Vangelo parla di prostitute, di ladri, di farabutti, di esattori, di poveracci, di povera gente, no? Del Vangelo devono provare paura i presunti giusti. Di conseguenza per me il carcere, che è la parrocchia nella quale vivo, parla di un Vangelo, parla di un'umanità che non è allo stato grezzo, è proprio allo stato familiare. Quindi vincere la scommessa di rimettere in piedi un uomo, in questo caso Franco, non è solo una scommessa che vinciamo noi, è una pagina di storia nuova che restituiamo alla società. Poi il caso di Franco è uno tra tanti, non è la normalità, certo, però a volte basta una rondine perché dentro alla mente della gente dica si sta avvicinando la primavera. Quindi la bellezza tu la apprezzi quando vivi dentro alla bruttezza e il bene lo apprezzi quando vivi a contatto tutti i giorni con il male. Abbiamo sentito Franco che a un certo punto non riusciva più a trovare nessuno che potesse dargli una mano per l'alloggio. L'unica cosa che gli è rimasta è quella di chiedere aiuto alle prostitute. È una storia di strada quella di Franco, non per nulla no, io l'ho scelto come mio sacrestano, come nostro sacrestano, nel senso che è difficile farla a Franco perché l'università della strada ti affina una capacità di difesa, di sopravvivenza che è incredibile. La prima volta, 2 anni fa, quando ho sentito la storia di Franco, mi è venuta in mente una frase di un poeta siciliano, forse purtroppo poco conosciuto, che si chiamava Danilo Dolci, che conclude una sua poesia con questa frase, dice: ciascuno cresce solo se sognato, non solo se sogna, solo se sognato. Perché mi è venuta in mente questa frase? Perché io penso che Franco, e dietro a Franco ci metto tutte le persone che nella vita hanno fallito. Io stesso, tutte quelle sere che ho chiuso la porta della mia stanza, mi sono guardato allo specchio e ho detto oggi sono stato un fallimento, perché il giorno dopo sono riuscito a continuare a darmi da fare per maturare? Perché avevo la certezza che c'è qualcuno che nei suoi sogni allarga un po' lo spazio e fa entrare anche me nei suoi sogni. Con molta semplicità e con molta umiltà, tante volte fallendo e tante volte riuscendoci, è questo il senso anche della nostra parrocchia all'interno del carcere, cercare di fare spazio nei nostri sogni, che poi sono i sogni di Dio, cercare di fare spazio a queste persone che nella vita hanno fallito. Nel nome di un santo che per noi è imbarazzante, ma è quell'imbarazzo che ti riaccredita la possibilità di sognare, che è il buon ladrone, che almeno quanto raccontano i Vangeli io mi fido abbastanza e di quello che raccontano. È stato la prima persona che con Gesù Cristo il venerdì santo, nei giorni della Pasqua, ha inaugurato il paradiso. Quindi non c'era scenografia più bella che raccogliere la storia di un ladrone sotto il crocifisso dentro la chiesa, perché quella è forse la strada che a me, che presumibilmente sono un giusto, tante volte imbarazza, e come direbbe Papa Francesco mi mette dentro nel cuore una certezza che non c'è gioia più grande di sapersi peccatore, perché quando tu hai fallito trovare qualcuno che fa spazio nei suoi sogni a te penso che sia una delle cose che veramente ti fanno battere il cuore.
Noi ci fermiamo per un'altra brevissima pausa di pubblicità e poi continueremo con il racconto di Franco. Ci ha raccontato in queste due parti dell'intervista la sua vita da malvivente, la sua vita da latitante in Italia. Sentiremo quando Franco decide di prendere e andare in Colombia. Tra poco. Riesco ad avere un passaporto, ho detto qui voglio spatriare. Seguo la Colombia, in qualche forma, in qualche maniera arrivo in Colombia. Parto dall'Italia, parto con questo passaporto, seguo la Colombia perché? Perché la Colombia è molto lontano. Colombia è un paradiso dei latitanti, perché Sud America è sempre stato così. Non conoscevo Colombia, prendo l'aereo, nel mentre che prendo l'aereo ho avuto un pensiero, Dio, per favore farmi arrivare in Colombia, perché se devo andare in galera in Colombia è meglio che casca l'aereo, cioè aiutami, hai capito? Un aiuto a Dio che ce lo dici solo quando ti fa comodo, hai capito? Però verrà il seguito. Lei credeva in Dio, aveva fede da giovane? Io credo, sono cattolico, profondamente cattolico, sono battezzato col battesimo cattolico e credo in Dio e ogni giorno Dio è con me sempre. Credo che Dio mi ha perdonato molte volte, hai capito? E quindi nel seguito del discorso... L'ha aiutata anche a non arrivare al peggio? Sì, mi ha aiutato anche a non arrivare al peggio perché devi fare la vita del rapinatore parti alla mattina. Parti con le armi in tasca, puoi partire con una pistola, puoi partire con un calarnico, sì è vero, si entra in banca, si è padroni della situazione dentro in banca, puoi trovare un agente, puoi trovare qualcuno armato, non si sa perché te hai una pistola in mano, non si sa quale reazione te puoi avere, se lui spara per primo, se io sparo per primo, quindi non si sa mai la fine di una rapina. Sono fortunato di non aver ucciso nessuno perché avevo la testa matta e quindi poteva anche succedere il peggio, grazie a Dio che mi ha aiutato. Bene, arrivo in Colombia, non conosco nessuno, vedo Colombia, arrivo a Cali. Cali è una città di 4 milioni di abitanti. Scendo dall'aereo, vedo, arrivo in un paesino, mi fermo in un alberghetto da pochi soldi, avevo con me solo $8.000. Come che vedo sul paese, qua, come che vedo questa Colombia, ho detto qui siamo nel Far West. Nel Far West perché? Perché si nota, si vede la gente che lì proprio non c'è educazione, non c'è rispetto, fanno quello che vogliono. Quindi polizia, autorità non esistono. Era nell'ambiente che lei aveva sognato da giovane però? Sì, sono arrivato in un altro paese, in un altro Far West. Guarda caso, forse nel mio mondo ideale, però avendo pochi soldi, i soldi finiscono, allora ho detto, Franco, cosa faccio adesso? Adesso qui fare il bandito rapinatore in Colombia non lo fai, non parli neanche bene lo spagnolo perché sei veneto, cercare qualcuno, non si fidano perché sono diffidenti per natura e poi lì c'hanno la cultura del narcotraffico. Quindi io con il narcotraffico, con la droga non era il mio mestiere, non mi è mai interessato. Ho dovuto ricominciare da zero. Cosa ho fatto? Ho cominciato a girare qualche ristorante, ristoranti colombiani e ristoranti italiani. E dopo qualche mese ci parlo a qualcuno e gli dico guarda mi piacerebbe lavorare qui, e, non so, anche lavorare in cucina, lavare i piatti, questo e l'altro, qua e là. Bene, diciamo che sono stato anche da una sorta fortunato e ho cominciato a lavorare in un ristorante. Come ho cominciato a lavorare, praticamente mi hanno messo in cucina e ho lavato 1 miliardo di piatti. Quindi faceva il lavoro più umile? Facevo il lavoro più umile e quindi da lì ho cominciato dalla cucina, poi dopo ho cominciato dal bar alla sala e ho cominciato a fare il cameriere. Quanto prendeva al giorno? Io prendevo 20 euro al giorno.
Quindi io ho pensato, ma guarda te Franco, dove sei arrivato? Da fare il figo ai ristoranti, a dare 200.000 lire a una bella ragazza cameriere qua e là, e io mi sentivo... Come mancia? Come mancia, ho detto, guarda adesso la vita come mi è toccata, ho detto, mi è arrivato il castigo. E lì ho detto tra di me, non ho capito proprio niente. Cioè, però, cosa succede? Nel frattempo che sto lavorando, lì c'è un cambiamento della mia vita totale. Conosco Gloria. Mi innamoro passamente, le voglio bene, la amo e l'adoro. Devo dire grazie a lei che ho 3 figli bellissimi, Luigi di 16 anni, Isabella di 13 e Veronica di 8 anni. Comincio a lavorare dalle 9 del mattino fino alle 3 del mattino. Quindi lei è stato extracomunitario anche lei? Io sono stato extracomunitario all'estero, latitante, senza documenti. Praticamente ero rovinato, diciamo. E lì ho fatto un lungo calvario, una lunga penitenza. Però devo considerare una cosa, che lavorare dalle 9 del mattino alle 3 del mattino non mi dispiaceva, perché dopo un anno mi è nato Luigi e devo considerare questo. Il giorno che è nato Luigi, mia moglie è andata all'ospedale da sola a partorire e avere questo bambino. Io non potevo neanche andare a vederlo, a dare il mio nome, il mio cognome ai miei figli, che è sangue del mio sangue. Non potevo dare il cognome ai miei figli perché io non avevo documenti, cioè il passaporto falso l'ho buttato via, non potevo registrarlo né al consolato italiano di Cali né all'ambasciata. Allora mia moglie dice sì, ho avuto questo figlio però da una persona sconosciuta. Lì per lì, sai, sì, mentre io ero a casa, arriva mia moglie a casa, il giorno dopo, alla sera, avevo questo bambino bello, bianco, qua e là, cioè, ho avuto qualche bellissimo, cioè, ho avuto questa è la vera grazia che io ho avuto della mia vita. Questa è la cosa più bella della mia vita, questa è la cosa che per questo io ho cambiato. Ma ho cambiato dal mio interiore la mia vita. Perché se pensavo, ma guarda te Franco, se te andavi a lavorare, se ti comportavi bene, ti facevi una famiglia, potevi essere in Italia, una persona onesta, una persona per bene, tutti ti volevano bene e ti rispettavano. No, ho dovuto andare in Colombia a soffrire come un cane, a pane, acqua e cipolla, però l'amore mi ha portato a altre cose molto più belle. Bene, passano il tempo, passano gli anni, viene Luigi, viene Isabella, viene Veronica. E lei continuava a lavorare? Io continuavo sempre a lavorare. A vivere nella sua famiglia? A vedere sempre la mia famiglia. Ho lavorato 2 anni anche nel ristorante Il Molo di Venezia, che è il ristorante dell'italiano, di cui era anche cliente fisso il console italiano. Se non aveva paura che prima o dopo arrivasse qualcuno e la riportasse in Italia a scontare la sua pena? Ma non avevo paura in quanto io facevo casa, chiesa e lavoro. Cosa significa questo qua? Partivo alle 9 del mattino con l'autobus, alle 3 di notte ritornavo a casa col taxi. Quindi ho fatto una semidetenzione di libertà in Colombia. Non sono andato a divertirmi, andavo a scuola a trovare i miei figli, stavo a casa con mia moglie e quindi ho fatto una vita ristretta. Ero libero a metà, diciamo. Però sempre ero cosciente che potevo da un momento all'altro essere arrestato e espatriato. Ecco, abbiamo sentito il racconto di Franco, il racconto della famiglia, della grande gioia di quando è nato il suo primogenito Luigi. Lui dice, io sono stato fortunato, ho avuto la grazia del Signore di avere una famiglia. Parla comunque Franco, sempre in maniera molto autocritica di se stesso, non dà mai le colpe agli altri ed è molto consapevole che tutti gli errori dove è arrivato in questo momento sono dovuti appunto a degli errori che lui ha fatto in gioventù. Penso che la storia di Franco sia nella più lineare fedeltà alla storia che racconta l'Evangelista Luca, del figlio che per ritrovare la bontà del padre ad un certo punto deve perdersi. C'è il verso di una canzone di un cantante che mi è venuto in mente mentre ascolto Franco, che dice che certi amori non finiscono mai, fanno dei giri immensi e poi ritornano.
L'amore per la vita di Franco è partito qui nella terra di Treviso e ha dovuto fare un giro immenso fino a sfidare la latitanza per poi a ritornare qui da dove era partito e fare che cosa? E a riprendere in mano la sua vita. E penso che questa storia, tra le tante cose che ci può aiutare ad evocare, ad immaginare, la più immediata sia questa. Franco ci insegna, a me prima di tutto, che avere se stessi in proprio potere è la forma di gloria più bella, quando l'uomo ritorna padrone della sua vita. È toccante l'episodio di Franco quando diventa padre la prima volta, e proprio perché è un uomo ombra, cioè è un uomo che non può mostrare il suo volto e non ha neanche la gioia di poter vedere nascere il suo bambino. E penso che quello che ascolteremo adesso strada facendo dalla voce di Franco sia proprio il racconto di uno strazio che, proprio perché fa soffrire, diventa un racconto d'amore. Tra le tante cose che ha detto Franco nel suo periodo della latitanza, io penso alla cosa più bella, alla cosa della quale i Vangeli trasudano ad ogni pagina, che l'uomo è libero. E è così libero a un certo punto anche da potersi, tra virgolette, concedere il lusso di perdersi per rivalutare quello che già aveva ma non sapeva darci il giusto valore. È l'immagine bellissima di questo vecchietto che sulle soglie dei 60 anni guarda in faccia i loro figli e che cosa può raccontare? Può raccontare la sua faccia. La nostra faccia è l'unica storia che un giorno potremo raccontare, alla storia grande ma anche alla storia dei nostri bambini. Quindi penso che vivere da latitante sia stato per lui una forma di salvezza, però nello stesso tempo, e questo l'ha messo in luce in maniera bellissima, è una vita che non era vita. E ad un certo punto doveva ritornare vita per poter un giorno, e speriamo il prima possibile, guardare in faccia i loro figli e finalmente vedere che accanto al loro nome c'è anche il cognome del papà. Perché queste storie voi le raccontate splendidamente nel vostro programma, queste storie di famiglia trovano la loro forza proprio perché non sono storie di solitudine, ma sono storie di affetti che nemmeno il carcere e nemmeno il periodo più cupo della latitanza o della detenzione riusciranno mai ad infrangere. Ci fermiamo per un'altra brevissima pausa di pubblicità, poi continueremo con il racconto di Franco, il momento della grande decisione. A tra poco con Storie di Famiglia. Un giorno torno da scuola Luigi e mi dice: papà, ti devo parlare. Ma guarda che i ragazzi mi dicono sempre, perché io mi chiamo Luigi e non il tuo cognome papà. Allora lì per lì io ti dico: sì, guarda Luigi, adesso aspetta un po' di tempo, sai che sono straniero, qua e là, vedrai che sistemiamo questo, ti darò il mio cognome. Scusa, il mio cognome. Passa il tempo, poi viene Isabella mi dice un giorno: papà, ma la maestra mi fa delle domande strane. Ma te, tuo papà è italiano, di dov'è, perché non hai il suo cognome qua là? Pensa a questo tarlo, questo coso qua lì. Non riuscivo a avere questa pace interiore qua là. Pensando che in Italia potevo essere condannato a numerosi anni di carcere, qui si mette in gioco la vita, l'amore dei miei figli e la mia paternità. Come si è sentito in quel momento? Mi sono sentito perché la mia vera galera è di aver dovuto negare ai miei figli la verità, negare il mio proprio cognome ai miei figli. Cioè, io sono papà dei miei figli, ma chi lo dice che sono papà dei miei figli? Papà dei miei figli non vuol dire solo pagare l'affitto, andare a mangiare, comprare le scarpe nuove, hai capito? Stare con lui. Uno nasce con un'identità, capisci? Un giorno ero seduto nel divano di casa, lì solo tranquillo, bevendomi un caffè. Ho detto: qui c'è una cosa da fare, devo andare fino in fondo. Non è una cosa bella, è una realtà che devo accettare. Ho detto: mi devo costituire e presentarmi all'ambasciata italiana e riconoscere i miei figli. Però anche prima di fare questo ho dovuto spiegare ai figli
che andavo detenuto, perché Luigi e Isabella erano un po' più grandi, mentre Veronica non ho potuto capire. Ho detto: guardate che io ho dei problemi in Italia, ho dovuto dire la verità, guardate che io ero un rapinatore di banche, ci ho spiegato tutta la verità, ce l'ho spiegato anche a mia moglie. Sua moglie fino a quel momento non sapeva nulla? Mia moglie non lo sapeva finché io non ce l'ho detto, hai capito? Io ci avevo detto: guardate che ho dei problemi, però sempre ho tenuto nascosto. Comunque lei mi ha sempre voluto bene, mi ha sempre amato, e è una brava mamma per i miei figli e la devo ringraziare molto. E allora i figli mi dicono: ma papà, vai in carcere, stai qua, che nessuno ti dice niente. Qua l'ho avuto, sì, però ho avuto: guarda Luigi, guarda Isabella, un giorno avrai bisogno di un passaporto, avrai bisogno della tua identità, perché essere nato in Colombia non vai neanche al paese dopo, perché avere un passaporto colombiano significa o sei prostituta, la mentalità che hanno loro, anche se è la verità, e narcotraffico, perché lì una figlia vale 40.000 euro al mercato, quando non hanno più soldi da mangiare la vendono. Questa è la triste realtà della Colombia, ti uccidono per un paio di scarpe. A comparazione della crisi che è qui, bisognerebbe conoscere la Colombia per capire com'è la vita. Però io, nel paese più violento del mondo, ho cambiato totalmente la mia persona. Passa un anno, lavoro, cosa ho dovuto fare? Io, bandito, rapinatore, latitante, ho dovuto comprarmi il biglietto di aereo per venire in carcere. Arrivo a Venezia, insomma c'ho un totale di 13 anni e mezzo. Bene, fatto questo, arrivo qui a 2 palazzi, nei 20 mesi che sono detenuto, devo ringraziare la direzione e anche a voi per l'intervista, mi trovo molto bene. Ma quando è arrivato qui in carcere? Sì, quando sono venuto qui in carcere, piano piano... ho visto che avevo 13 anni e mezzo, dovevo ricominciare a abituarmi al carcere, perché dopo 20 anni quasi fuori e essere detenuto non è una cosa facile, perché ho 56 anni, cioè non ho più 30, 40. Non ho mai pensato che aveva fatto la scelta sbagliata? No, non mi sono mai pentito, non mi pento. Per i miei figli andrò fino alla morte, e ci sono riuscito perché dal 30 settembre di quest'anno i miei figli sono stati riconosciuti della mia paternità, iscritti al comune di Padova, iscritti all'AIRE del comune di Padova come residenti all'estero. Sono cittadini italiani dalla nascita, di cui ne sono orgoglioso, e in giro di qualche mese avranno anche il mio cognome, quello vero. Tornando ai suoi figli, secondo lei sono orgogliosi di suo padre, del loro padre? Sempre mi hanno detto e mi dicono sempre: papà, te sei il papà più bello del mondo. Ho detto: noi ti vogliamo bene così come sei, non ci interessa quello che sei stato, perché io lì sono sempre stato presente qua, ogni mese lavorando, mando dei soldi in Colombia, sono sempre presente, sempre. Quindi c'è un filo sempre diretto, sempre. Quando che faccio il numero del telefono, trin, tac, i miei figli sono sempre presenti, sono sempre loro a contestare, sempre loro al telefono. Cosa prova quando li sente? Sento qualcosa che provo, gioia, tanta emozione, hai capito? Tanta voglia di abbracciarli, di vederli. Sento come un papà normale di qualsiasi famiglia ama e adora i suoi figli. Queste sono le emozioni della vita. I soldi sono illusioni. È vero che c'è la crisi fuori qua, la dico sempre alla gente. Uccidono la moglie, uccidono i figli. No, amate i figli. Guardate che io sono stato in Colombia. E dalla Colombia sono venuto in carcere e sto facendo la mia penitenza in silenzio. Questo è quello che mi sento di dire, perché dentro di me sono una persona onesta. Ecco, un'altra parte del racconto di Franco, lo ricordiamo ai nostri telespettatori, abbiamo incontrato Franco, naturalmente il nome è inventato per garantire a lui e alla sua famiglia la privacy, lo abbiamo incontrato all'interno del carcere 2 Palazzi di Padova, all'interno della
chiesetta, avete visto il crocifisso. Ci ha raccontato la sua storia, la storia di un latitante che era partito dall'Italia, è andato in Colombia, ma lì ha cambiato la sua vita. L'ha cambiata in maniera radicale, ha donato la propria libertà per riconoscere i propri figli che a un certo punto l'hanno messo come al muro. Vero Don Marco? Penso che questo è il passaggio più toccante della storia di Franco, perché è il paradosso dell'uomo. Nel paese più violento del mondo, parole di Franco, io mi fido, non ci sono mai vissuto da latitanti in Colombia, nel paese più violento del mondo questo ha scoperto la forza dell'amore. E qui è proprio vero che forse nella prima vita le grandi illusioni, le grandi fantasie che tutti noi dentro al cuore, ma chi più chi meno ci abbiamo, non valgono il prezzo poi di una storia come quella che abbiamo raccontato. E penso a quanto è vero che nessun regno del mondo è più grande di questa piccolissima cosa che è la vita di 3 bambini che ad un certo punto tra virgolette costringono il papà a prendere in mano la sua storia e a darci il colpo di coda. Io lo vedo lo strazio di Franco quando parla dei suoi figli e dietro Franco, perdonatemi, ci sono tanti padri dentro che quando tu tocchi i figli e tu tocchi le mamme, le loro mamme, diventano corde di violino che sanno suonarti quei battiti del cuore che sono gli stessi identici battiti del cuore degli uomini di fuori. E questa è la dimostrazione più bella. Quando si sente parlare di rieducazione in carcere, credeteci, noi ce la mettiamo tutta. Tantissimi uomini di buona volontà, donne di buona volontà scommettono sull'uomo perché sappiamo e vogliamo crederci che è una scommessa che si può vincere. Però noi possiamo creare le condizioni migliori. Quello che fa scattare poi la molla è quello che ha raccontato in maniera splendida Franco, è quando uno una sera entra dentro la sua cella, si guarda dentro e lì decide che cosa deve fare della sua vita. E penso che in carcere tante sere ci si addormenta con tantissime domande. Penso che quando si chiude il blindato, lì è il vero carcere che inizia per la mia gente. Ogni tanto capita che la mattina ti svegli e trovi qualche risposta, o se non altro trovi un pezzo di carta bianco nel quale provare a scrivere una risposta. E le risposte, guarda caso, avvengono quando le domande sono urgenti, e non c'è una domanda più urgente di quella che si fanno queste persone qua, che penso di notte, in pieno giorno, d'agosto, sotto la neve, nella tempesta, da soli in compagnia. Penso che ormai le voci dei loro figli sono quasi il sottofondo che ricorda loro da una parte la malinconia, però dall'altra parte che sono ancora delle persone vive. L'esempio della telefonata, la telefonata in carcere è una liturgia, è una piccola celebrazione da quando cominciano a prendere la linea. Qui ci sono 10.000 chilometri di distanza, vedi oro sole sul volto, se potessi sentiresti i battiti del cuore che accelerano, è quello che li tiene in vita l'amore, questa gente. Abbiamo sentito Franco che parlava del momento in cui è arrivato al Due Palazzi. Nel prossimo racconto ci racconterà come è stato accolto dagli altri detenuti. Più di qualcuno ha detto: tu Franco non sei del tutto normale. Sentiamo. Tanta gente mi ha detto quando sono arrivato in carcere: ma guarda quel deficiente lì, noi siamo qui in galera da 10-15 anni, questo qua viene a fare 15 anni di galera per i suoi figli, questo non ha capito niente. No, loro non hanno capito niente, io ho capito qualcosa. I figli non sono pezzi di carta, sono persone di carne e ossa, come che è venuto Gesù in mezzo a noi. I miei figli sono figli miei. Questo è quello che a me mi ha fatto cambiare. Ora è vero che ho 13 anni e mezzo da scontare e dei 20 mesi che sono dentro, però piano un giorno uscirò a testa alta, rivedrò i miei figli, la mia famiglia, e farò il resto dei miei giorni felici. E ho capito una cosa: la malavita è proprio malavita, non serve, non paga la malavita. Non ci sono centinaia di milioni, non ci sono miliardi, non ci sono belle donne. Alla fine, dopo 20 anni che sono qui, ho trovato i stessi detenuti, sono tutti in bolletta. Cosa vuol dire in bolletta? Che non hanno neanche soldi per comprarsi un caffè.
Quindi è una carriera fallita dalla partenza, non serve. Bisogna comportarsi bene e amare la vita, questo è molto importante. Come trascorre le sue giornate? I suoi figli quante volte li sente? Scusi? I suoi figli quante volte li sente? Io li sento una volta alla settimana per telefono, e stanno bene, mi vogliono bene, e sono contento di sentirli, e li penso sempre, li ho sempre nei miei pensieri e sono molto contento di essere papà. Questa è la mia più bella soddisfazione della mia vita, e anche perché io li ho cercati e li ho voluti. Cioè, l'amore e gli affetti che non li ho avuti qui, nel paese più violento del mondo, mi sono reinserito. Questo non è facile, ci vuole molto carattere, molta pazienza, e sfido chiunque ad venire in carcere volontario. Qui non suona il campanello neanche se uno ha 2 mesi da fare, però io sono venuto e ce la farò uscire un'altra volta, piano piano, però ce la farò. L'amore va oltre la giustizia. E questo sono sicuro. Sono sereno dentro di me e devo dire che ho una forza interiore molto forte per affrontare questa detenzione. Mi sento bene, mi sento libero, ora mi sento libero. Non sono più un latitante, anche se sono detenuto, sono libero dentro me stesso, ma libero dentro con l'amore dei miei figli e di mia moglie. Nonostante Franco sia in carcere, si sente libero. Con noi Don Marco Pozza, il parroco del carcere Due Palazzi, che ha raccolto, che ha avuto il racconto di Franco. Franco si sente libero nonostante le sbarre, nonostante i 17 cancelli che abbiamo passato per venire ad incontrare Franco. 17 cancelli, pensa quanto sono preziosi gli uomini se li dobbiamo custodire in questa maniera così forte. Ma questo penso sia un trattato meraviglioso su che cosa significa essere un uomo libero. Gli hanno dato del deficiente quando è entrato, in realtà lui ha scoperto il segreto che ha fatto scoperchiare tutto, ha scoperto che si può essere liberi fuori, ma in realtà essere prigionieri di una storia che non puoi vivere. E si può essere invece privati della libertà, ma essere liberi nel cuore e di vedere scritto un cognome lì vicino al nome dei propri figli. Quindi penso che ci credo per davvero che quando era fuori Franco non era libero, tant'è vero che era un latitante, non era libero. Oggi nel volto di Franco, se non c'è la libertà piena, c'è però la strada giusta per arrivare ad essere finalmente un uomo, un padre, un marito libero che a testa alta guarda la sua storia. Un altro break pubblicitario, poi continueremo con il racconto di Franco che ci racconterà com'è la sua giornata al carcere Due Palazzi. A tra poco. Come trascorre la sua giornata qua? Sappiamo che lei ha tanti impegni, ci troviamo qui in questo luogo sacro, siamo nella cappella del carcere Due Palazzi. È un luogo a lei abituale, vero Franco? Sì, è un luogo abituale, mi alzo la mattina alle 8:15, comincio a lavorare, sono bidello delle scuole qui, delle aule, faccio le pulizie, poi dopo ho anche la mansione della chiesa, di cui sono anche sacrestano ufficiale del parroco di questa parrocchia. E quindi sono sempre impegnato durante il giorno, e nei momenti che ho qualche tempo libero sono sempre in chiesa, e ogni mattina vengo qui, mi faccio il segno della croce, do grazie a Dio per avermi dato un altro giorno della mia vita, chiedo sempre che i miei figli stiano bene, e quindi ho un rapporto con Dio e con Gesù, una cosa bellissima, e questa è la mia fede con Dio che mi fa andare avanti giorno per giorno. Quindi il calvario, anche se è un calvario, il carcere, mi viene più leggero. Lei tra poco trascorrerà il secondo Natale distante dai suoi bambini. Sì, questo è vero, che trascorrerò il secondo Natale, però questo Natale Gesù bambino mi ha portato, anche se deve ancora venire, mi ha portato la vera paternità dei miei figli, e quindi sono molto felice, e i miei figli sono felici.
Quindi c'è sempre una cosa, sono sempre con la fede, perché se uno ci crede in Dio, crede anche nella vita. Non è che uno dice vado in chiesa e sento la predica del prete, del parroco, è tutto a posto, no. Ci devi credere. Se te credi in Dio e credi nella storia di Dio e credi nella storia di Gesù, che è venuto, si è fatto uccidere, che è in croce, che l'hanno ucciso, massacrato, io dico sempre, perché non ce la devo fare io? E ce la farò. Ecco, abbiamo sentito il racconto di Franco quando siamo entrati dentro alla chiesetta del carcere Due Palazzi, abbiamo fatto questa lunga intervista. Il momento in cui Franco si è emozionato di più è stato proprio quando gli abbiamo chiesto come trascorrerà questo suo secondo Natale al carcere Due Palazzi di Padova, e lui naturalmente ha pensato subito ai suoi ragazzi, ai suoi bambini e a sua moglie. Anche le rocce si sgretolano. Sentire la voce che leggermente si intoppa ci fa ben sperare, non è un frammento di vergogna, è un qualcosa che nasce dal cuore. Franco è il mio sacrestano ufficiale, come ci tiene lui a sottolinearlo, e io lo sottolineo perché cosa? Perché lui ha accennato a due lavori molto semplici: il bidello delle scuole e il sacrestano di una chiesa, che nel mondo fuori, forse fino a qualche anno fa, no, potevano essere anche derise queste persone. Perché lo sottolineo? Perché Franco sta ritrovando la sua dignità attraverso la professione più semplice: lavare le mattonelle in chiesa, staccare i chewing-gum da sotto i banchi, pulire i vetri. Eppure perché per lui è importante questo? Perché attraverso questo lavoro lui non solo riesce a mantenersi e quindi a non essere un peso per la società e per il carcere, ma attraverso l'umiltà di questo lavoro lui può anche permettersi il lusso finalmente di mandare a casa qualcosa, per comprare uno zainetto, per comprare le cose più semplici ai suoi bambini. Ci credo che questo Natale per lui sarà un Natale diverso, e guarda caso gli strani incroci della vita, le strade quando si toccano diventano degli incroci, e ad ogni incrocio tu puoi scegliere di riprenderti in mano la vita, e proprio a Natale lui sperimenta la bellezza di essere padre. Natale racconta di un bambino che nasce, di un Dio che si fa bambino, e io ci sto pensando in questi giorni, anche pregando in carcere, lavorandoci con i miei detenuti, pensando alla storia di Franco. Mi sono sempre detto, Franco per me è imbarazzante, perché mi racconta i due volti della storia: dell'uomo che ad un certo punto vuole sentirsi Dio, padrone della storia, e mi racconta di un Dio che è Dio e sogna di farsi uomo. E in questa piccolezza, in questo frammento di umanità anche disperato come era la storia di Franco, penso che attraverso questo frammento quest'anno per noi passa una pagina di storia della salvezza. Ed è per questo che lavorare in carcere, vivere da uomo, non da sacerdote, vivere da uomo in carcere mi fa capire che cosa significa quando gli ebrei dicono questa frase, che ogni secondo potrebbe essere la fessura attraverso la quale passa il Messia. Per noi ogni secondo può essere l'attimo esatto in cui l'uomo decide di riprendersi in mano la vita, e esserci in quell'istante lì significa per noi credere che la vita riparte sempre. E Franco ha colto quel secondo per riprendersi in mano la vita, tant'è vero che adesso pensa anche a quella degli altri, pensa a quella naturalmente in primis della sua famiglia, dei suoi figli, di sua moglie, e dà anche qualche suggerimento a quelli che sono i giovani di oggi. Sentiamolo. Un suggerimento che posso dire ai giovani, 16, 17, 20 anni, 30 anni, diciamo, questa fascia di età: cercate di amare la vita, di non essere capricciosi dall'avere tutto e subito, perché questo porta a delle gravi conseguenze. Non andate a cercare i problemi e i soldi illeciti o le cose illecite, perché vi porta il carcere, e il carcere non è un hotel, non è un albergo di vacanza. Il carcere è un posto di sofferenza, anche se con gli ultimi anni si è fatti molti passi avanti, ci dà molta opportunità. Però ricordatevi che in carcere non avete l'affetto della mamma che vi fa il caffè la mattina, del papà, della famiglia, della moglie, dei figli. State fuori, rimanete fuori, godetevi la libertà, perché la libertà è la cosa più bella della vita. Essere onesti è una cosa molto bella, che è le regole della vita.
e quindi di accettare com'è la vita fuori. Verranno tempi migliori, voi siete giovani, quindi cercate con sacrificio di andare avanti sempre, non cercate il male, non cercate di venire qui, che questo è il posto più sbagliato, questo è un inferno. Questo è un inferno, ha detto Franco, un po' meno rispetto a quello degli anni '80, vero Don Marco? Non lo so, io sono nato negli anni '80 e so che questo è un inferno, però so anche che nell'inferno si può vivere in due modi. C'è chi sceglie di diventare parte dell'inferno e non si accorge più di essere all'inferno, e c'è chi con grande fatica, come diceva Calvino, cerca di riconoscere nell'inferno quello che non è inferno e cerca di fargli spazio. Noi cerchiamo di fare questo, sappiamo di vivere all'inferno, perché dove il male fa da padrone, quello è l'inferno. L'inferno è l'impossibilità di amare se stessi, però dentro all'inferno c'è qualcosa che a noi racconta la vita, e a questo racconto qua noi cerchiamo di aprirci. Franco lo sa, perché abbiamo anche una responsabilità nei confronti dei ragazzi e delle persone che ci seguono. Franco sa che a me sarebbe piaciuto che queste cose le dicesse senza aver sbagliato nella vita, perché qualcuno potrebbe dire sì, però intanto tu l'hai fatto e adesso ci fai la morale. A me sarebbe piaciuto che le raccontasse lo stesso, però piace che le racconti adesso, perché seppur sbagliando dimostra agli uomini, alle donne, ai ragazzi che nessun sbaglio è più grande della possibilità di riprendersi la vita. Quindi non è un passaggio di chi vuole insegnare qualcosa a qualcuno. Io sono un ragazzo molto orgoglioso e sono un ragazzo che ha grandi sogni nella vita e Dio li sta rimodellando nei suoi sogni, però mi fido di una cosa, mi fido quando questa mia gente dice a me: Don Marco, ho sbagliato io per te, fidati che è male. Io sono fortunato perché di tutto il codice penale di ogni pagina c'è un volto che hanno già sbagliato. Mi commuove che abbiano sbagliato anche a nome mio, mi fido di loro, e che cosa cerco di fare assieme con il gruppo di catechisti e di persone che ci danno una mano in carcere? Cerchiamo dal male di tirar fuori quello che non è male e di raccontarlo, perché siamo convinti di una cosa: non esiste la morte, esistono luoghi in cui manca la vita, non esiste la bruttezza, esistono luoghi in cui la bellezza è carente, non esiste il carcere, esistono dei luoghi in cui l'uomo ad un certo punto lo fermano, perché altrimenti potrebbe farsi ancora più male a lui e poi alla società. Franco dovrà scontare più di 11 anni ancora, vero Don Sì. Marco? Sono 11 anni, sono tanti 11 anni, però 11 anni con un senso dentro la mattina quando ti alzi, sono 11 anni che rimangono, però sono uno spazio di tempo che riesci a vivere in maniera diversa, e penso che questa sia forse anche la grandezza che nasce dentro alla disperazione. Se io domani mattina nella mia vita di ragazzo, di sacerdote, non c'ho un motivo grande che mi spinge ad alzarmi, rimarrò comodamente a letto. Per questo che in carcere sto imparando una cosa bellissima, che la giornata non è di chi si alza presto la mattina, ma è di chi si alza la mattina e c'ha una buona ragione per vivere quella giornata. E penso che quella di Franco ce l'ha, ed è una ragione di Natale. Abbiamo chiesto, a conclusione di questo nostro lungo incontro dentro alla chiesetta del carcere Due Palazzi di Padova, lo ricordiamo, un carcere di massima sicurezza, abbiamo chiesto a Franco se vorrebbe chiedere la grazia al Presidente della Repubblica. Ebbene, questa trasmissione speciale, che ha visto come protagonista di questa storia di famiglia Franco, questo uomo il cui nome è stato inventato naturalmente, un uomo che ha abbandonato la propria libertà per darla e per far vivere una vita migliore ai figli. Abbiamo visto quest'uomo, lo abbiamo incontrato grazie a Don Marco Pozza, grazie a voi, che salutiamo naturalmente, e concludiamo proprio con la risposta che ci ha dato Franco a questa nostra domanda. Gli abbiamo chiesto: Franco chiederà la grazia al Presidente della Repubblica? Bene, ascoltiamo cosa ci ha risposto. Noi concludiamo Storie di Famiglia, ringraziamo naturalmente Paolo Trentin per le immagini, Paolo Carrere e Matteo Spinazza per il montaggio, e in regia
Italo Morao e Antonio Esposito. Storia di famiglia si conclude qui, naturalmente buon Natale al nostro Franco e a tutti voi. Franco chiederà la grazia al Presidente della Repubblica? No, non chiedo la grazia al Presidente della Repubblica perché io la grazia l'ho già avuto avendo 3 figli bellissimi che amo, che adoro, una moglie, e ho già avuto la grazia di essere il papà dei miei figli. Sono venuto qua, sto pagando in silenzio la mia detenzione, un giorno uscirò a testa alta. Bisogna avere carattere, volontà e dignità nella vita. Ho sbagliato, sto pagando.